3 persone arrestate, 2 bresciani e un romano, e sequestri di quote di società, un ramo d'azienda e crediti per 7 milioni di euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Este per reati di bancarotta e autoriciclaggio. Tutto nasce 2 anni fa dal fallimento delle società titolari di 2 centri commerciali. A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società che gestiva il centro commerciale Megliadino, a Megliadino San Fidenzio, oggi Borgo Veneto. E da lì si era visto che questa società, pur incamerando gli introiti degli affitti dei locali, degli spazi commerciali, poi era inadempiente nei confronti del fisco. In pratica, nel corso degli anni, le società avrebbero accumulato vari milioni di debito con fisco per imposte mai versate sugli affitti incamerati. Le fiamme gialle di Este però non si sono fermate a questo debito col fisco, ma hanno continuato a indagare. Ma hanno capito che dietro c'è in realtà un discorso, un progetto di spoliazione. Quella società che al tempo era stata verificata poi sarebbe fallita e così sarebbero anche andate nel vuoto le pretese dell'erario. Le risorse tolte al fisco, sostengono gli investigatori, sono state trasferite a una società nuova con sede in Svizzera. Oltre agli arresti sono stati sequestrati crediti, quote sociali e beni aziendali per un valore di 7 milioni di euro. Non è intestatario, quantomeno in tempi recenti, di nessuna attività imprenditoriale, ma vive nel lusso sfrenato, con immobili in una casa di grandissimo pregio, con macchine di grande valore, pur risultando di fatto nulla tenente. L'operazione si inquadra nella più ampia azione della Guardia di Finanza per tutelare il rispetto delle regole del mercato e della concorrenza. Non fermarsi all'apparenza, per cui alla società con debiti tributari che stava fallendo, ma vedere chi c'è dietro, perché quello che sta dietro è la persona che gode indebitamente di questi soldi.